tutti. Allora, stamattina sono io qua con voi per queste 4 presentazioni che ci aspettano stamattina e cominciamo con la presentazione di un lavoro che credo tocchi veramente i punti che sono al cuore dell'interesse della scuola e sicuramente non soltanto a livello nazionale, perché qua sentiremo parlare di sostenibilità, sentiremo parlare di digitale e facendo riferimento a quanto diceva anche il Ministro l'altro giorno, sono proprio i temi che a livello europeo si vogliono finanziare adesso. Il PNRR per la scuola finanzia in modo particolare transizione ecologica e transizione digitale. E inoltre è una cosa che questo progetto tocca anche un altro punto che da ex docente di inglese mi tocca particolarmente, e cioè il discorso del CLIL, che da anni è stato introdotto nella scuola ma che si fa un po' fatica ad applicare. Ecco, quindi adesso sentiamo attraverso questo progetto dell'Istituto Comprensivo Gabelli di Mister Bianco, vero? Quindi ecco, ci fa veramente piacere che siate qui a presentarlo. Sentiamo come questi temi sono stati sviluppati e come vengono attuati. Bene, a voi la parola. Quello che desidera, anche questo. Buongiorno, sono Adriana Battaglia, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Gabelli. Insieme a me ci sono qui i miei docenti, la professoressa Marzia Arcadipane, Alice Arcidiacono, il mio primo collaboratore, la mia collaboratrice preziosa vicaria Annarita Treccarichi, e abbiamo anche il piacere di avere la rappresentanza dell'amministrazione comunale, il nostro assessore all'istruzione Marina Virgillito. Come è stato detto, noi abbiamo voluto inviare questo progetto, che non è l'unico, non lo dico per dire quanto siamo bravi, ma perché, come è normale che sia, se vogliamo fare veramente innovazione, il nostro istituto da anni porta avanti una serie di iniziative che, anche se di natura diversa, hanno un comune denominatore: provare a dare ai nostri ragazzi di tutti e 3 gli ordini di scuola, siamo un comprensivo, quindi scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, delle occasioni per sperimentare, fare ricerca e innovare quella che è la pratica didattica. Questo è ovviamente tarato su di loro, però capite bene che poi è una grande occasione di crescita per tutta la scuola, perché facendo ricerca azione poi si ha l'opportunità di cogliere i punti di forza e le criticità, e quindi di anno in anno avere come dire, lo scaffold di valore aggiunto che ci consente di migliorare quello che è la nostra progettazione. Non voglio rubare molto tempo, perché la cosa interessante è sentire proprio dalla voce delle colleghe che hanno lavorato, anzi non è potuta venire per motivi di salute la professoressa Petrelia, che è un altro pilastro della nostra scuola. Però solo 2 parole. Come è stato detto, e mi è piaciuto moltissimo, noi siamo un po' alla fine di queste giornate, sia gli interventi dei ministri, sia i preziosi apporti degli altri colleghi delle altre scuole. Mi ha fatto molto piacere ritrovarmi un po' in tutte le cose, nella peculiarità, nella diversità dei contesti, però tutto quello che ci accomuna, e questo penso sia una bella forza per andare avanti. Credere nell'innovazione, un'innovazione che a volte, lo dico da dirigente, si fa fatica a scuola perché a portare avanti, perché molti sono convinti che per fare innovazione bisogna fare cose extraordinarie, mi piace più il termine. Invece in realtà basterebbe pensare, non voglio dare lezione a nessuno, ma vi dico come l'abbiamo interpretata noi. Cos'è l'innovazione? Noi dobbiamo ricordarci che siamo scuola, ma siamo una scuola che vuole aiutare i ragazzi, prima di tutto che a sapere, quindi il vecchio conio, no? Del scrivere e far di conto, la scuola dell'essere e la scuola del saper fare. Saper essere e saper fare significa competenze e relazione. Quindi anche la tecnologia, il CLIL, per il quale vi dico, noi adesso vedrete abbiamo avuto un label europeo, perché l'abbiamo inteso in una maniera diversa, non in classe, ma per gruppi di ragazzi che uscivano dalle classi
e si incontravano in un apposito spazio didattico per portare avanti delle iniziative, quindi input verso i quali neanche noi avevamo certezza che funzionasse, però come è venuto fuori si sperimenta, ci si crede, ci si confronta e si va avanti. Meglio di me, adesso lascio la parola a loro che vi illustreranno questo bellissimo progetto. Grazie. Allora, buongiorno, io sono Marzia Arcadipane, sono la docente di lettere che ha partecipato insomma, a questo lavoro assieme appunto alla collega di scienze Sara Petralia e alla collega di lingue la professoressa Arcidiacono. Noi anni prima, grazie anche alla dirigente che ci ha permesso insomma, di metterci alla prova con questa innovazione, cioè quella del CLIL, avevamo già cominciato tutte e tre ad affrontare insomma, questa nuova metodologia di lavoro. Inizialmente noi abbiamo preferito far coinvolgere tutti i ragazzi della scuola, quindi nei lavori degli anni precedenti noi abbiamo scelto alcuni rappresentanti per ogni classe e quindi si è proprio formata la classe CLIL di prima media, seconda, terza media, con rappresentanti delle classi di tutte le sezioni. Tra l'altro il nostro è un istituto abbastanza grande, cioè la sezione sino alla F. E devo dire che avevamo cominciato a lavorare sia in digitale che in un'ora specifica del CLIL e in compresenza chiaramente, finché appunto il Covid poi ha dovuto interrompere la lezione in presenza e abbiamo continuato a distanza. Per cui per l'anno precedente invece, cioè successivo, scusate, quando abbiamo fatto, pensato, ideato questo progetto, eravamo sotto le regole del Covid, quindi è un progetto che non si è più potuto fare a classi aperte, ma è stata scelta una classe in comune tra me e la collega di scienze, dove si è inserita praticamente per un'ora settimanale mia e un'ora settimanale della collega di scienze la collega di lingue. E quindi abbiamo dovuto rivoluzionare, anche con l'aiuto chiaramente della dirigente, tutto. Perché? Perché in una classe chiaramente ci sono delle differenze, ci sono delle eterogeneità, ci sono chiaramente dei livelli completamente differenti. Comunque alla fine insomma siamo riuscite e il lavoro l'abbiamo svolto sia in presenza che a distanza. Allora siamo partiti da un lavoro che potesse affrontare e curare la sostenibilità ed anche mettere in pratica praticamente tutte le innovazioni tecnologiche, per cui siamo partiti da gamification e all'interno di questo abbiamo creato e pensato di fare un escape room. Io sarò molto breve nel presentarlo perché secondo me per capire il lavoro che è stato fatto è importante vedere proprio il lavoro in sé, nel senso che io come docente di educazione civica, di lettere, magari ho fatto approfondire quelli che sono i punti dell'agenda 2030 e anche praticamente riflettere, no, su un comportamento responsabile dei ragazzi, sulla responsabilità di ognuno, quindi individuale e complessiva. E la collega di scienze chiaramente ha approfondito lo studio dei pianeti e del sistema solare. Tutto questo ricordando che è un CLIL, quindi è un approfondimento, è un approccio che avviene tramite la lingua inglese, che fa appunto da tramite al sapere. Quindi abbiamo ideato, abbiamo pensato che i ragazzi dovessero creare una trama e una storia dove poter immaginare insomma di fare qualcosa di concreto per l'ambiente, sì. E insomma, quindi chiaramente è un lavoro che è stato fatto a fasi. La prima fase è stata approfondire l'Agenda 2030, i pianeti, il sistema solare, la seconda fase è stata creare la trama
E poi praticamente la fase successiva è stata creare i dialoghi e la registrazione della voce. A parte il fatto, anche la difficoltà digitale di creare all'interno dell'escape room dei giochi. Perché? Perché praticamente, brevissimamente la trama, i ragazzi hanno immaginato di far partire una navicella spaziale dove praticamente sorvolava tutto il pianeta e riflettevano sui danni provocati dall'uomo e alla fine dovevano salvare il mondo, insomma cercando una risoluzione. Chiaramente questo non in maniera semplice, ma con dei vari step, perché loro dovevano superare i giochi e perché c'era per andare da un livello ad un altro, poi lo facciamo vedere, si dovevano sbloccare insomma delle cose tramite la risoluzione di questi giochi e niente, alla fine i ragazzi erano diventati protagonisti di questo percorso. Io lascerò la parola alla collega, l'unica cosa che mi fa piacere dire è che questo lavoro, proprio perché è stato fatto in una classe eterogenea, ha veramente coinvolto tutti i ragazzi, ognuno nelle proprie capacità, perché noi abbiamo visto che ragazzi più deboli sono venuti fuori anche a livello grafico per i disegni e vedere, perché chiaramente per creare l'escape room si doveva creare anche tutta la grafica e fare dei disegni eccetera, e quindi questi ragazzi che magari solitamente sono sempre più chiusi o emarginati in un certo senso didatticamente, per carità, almeno così si sentono loro, invece hanno acquisito sicurezza in sé perché hanno visto che i loro lavori venivano apprezzati e proprio realizzati e tutti, no, ne hanno usufruito, tutti li hanno potuti osservare. E poi chiaramente la difficoltà maggiore, forse la collega di ieri non c'era, di inglese, che diceva che ha dovuto registrare un sacco di volte per la pronuncia. Da noi c'è stata anche la difficoltà di creare dialoghi e di far rispettare i tempi, quindi abbiamo registrato non so quante voci. Comunque i ragazzi hanno anche simulato praticamente la partenza dell'astronauta, non spoilerò niente. E chiaramente con gli obiettivi, tenendo a mente i nostri obiettivi, cioè quello della sostenibilità, quello del fatto che ogni alunno è protagonista del proprio sapere, che ognuno contribuisce. I ragazzi hanno sempre di più apprezzato di lavorare in gruppo e soprattutto di essere loro i protagonisti del loro sapere. Ora io passo la parola alla professoressa che è la mente del progetto. Buongiorno a tutti. Allora io mi riaggancio a quello che hanno già detto la dirigente, la collega Arcadipane, aggiungendo che il CRIL ci ha dato anche occasione di sperimentare, ogni anno ci sperimentiamo con cose nuove, anche noi l'anno scorso ad esempio abbiamo lavorato con il service learning, ma nell'anno 2020-21 è stato l'anno del game based learning, quando le escape room erano ancora diciamo un qualcosa di nuovo per l'Italia e quindi poi facciamo vedere anche con quale app abbiamo creato la piattaforma, abbiamo deciso di creare uno scenario di gioco immersivo in cui proprio il concetto di escape room fisica fosse traslato all'interno della scuola in una escape room virtuale educational. Quindi è motivante proprio perché i ragazzi ci siamo avvicinati al loro mondo, al mondo dei videogiochi, dove con sfide, lucchetti, enigmi, indovini da risolvere c'è questo senso proprio dell'adrenalina, dicendo ce la posso fare, e soprattutto non è solo il fatto che hanno giocato, ma hanno contribuito attivamente a creare il prodotto, sono stati dei co-costruttori attivi di quello che adesso vi andiamo a far vedere. Altra cosa, abbiamo messo il logo del concorso nazionale ambientale Immagini per la Terra di Green Cross, perché abbiamo vinto la 29esima edizione per la seconda volta consecutiva, perché l'anno prima avevamo vinto con un progetto CLIL sempre a tema Agenda 2030 e questo è il progetto vincitore dell'edizione. Si parlava di astronauti, si parlava di pianeti, il motivo non era solo semplicemente, per carità,
era molto importante anche che si legasse al programma di scienze di terza media, ma perché il bando di concorso Green Cross ci ha dato l'idea narrativa da cui andare poi a costruire lo scenario, proprio perché si parlava di astronauti e allora ci è venuto in mente quello che vi facciamo vedere. Passo direttamente alla Escape, scusate se sarò un po' maldestra con microfono e mouse, ci provo. Altra cosa, vi faccio vedere questo, così se volete potete anche fare una foto. Questa è la versione in cui impiegherete circa 3 ore a giocare, però sono stata generosa e ho cercato di risolvere il problema perché qui avevamo poco tempo e ho creato un duplicato della escape room con tutti i lucchetti quasi sbloccati, ok? Quindi questa è quella che io vi farò vedere, ma se volete, questa qui demo, se volete giocare con i vostri alunni dovete utilizzare questo link, altrimenti diventa troppo semplice. Vi faccio vedere. Poi ve lo rimetto se volete. Ok. Ok, sentite in sottofondo gli audio perché abbiamo preso degli audio, le voci sono dei ragazzi, gli audio sono invece chiaramente, siamo stati attenti al copyright da BBC Sound Effects, sono degli audio originali proprio dell'astronave, degli astronauti, dei lanci, delle missioni spaziali. Quindi notate che questi sono dei disegni che sono ripresi dagli artwork del concorso Immagini per la Terra, ma che sono stati realizzati proprio da una ragazza che ha trovato la sua dimensione nella dimensione grafica dell'escape room, per cui ha creato molti degli elementi grafici. Adesso non parlo perché ci sarà un'alunna che vi spiega cos'è. Welcome aboard Apollo 2030. Our crew of young astronauts and active citizens is about to start an incredible journey on a special space shuttle equipped with the 2030 Agenda goals in order to address global challenges, protect the environment, and promote access to clean energy, water, health and well-being, education and peace. We will take you on our spaceflight mission through the window of Apollo 2030. Ok, quindi si va avanti. Qui vedete il nostro team fatto dagli alunni, se vedete per fare le foto abbiamo impiegato un po' di tempo, però ci siamo riusciti e gli alunni sono accompagnati dai senior crew che siamo io, la collega Arcadipana e la collega Petra e io. E quindi praticamente c'è questo scenario che dice stiamo per imbarcarci. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Our job is really important. Looking at the Earth from space to fight environmental problems and save planet Earth before it's too late. Are you with us? Ok, scusate, lo blocco perché altrimenti non andiamo avanti, però praticamente tutto quello che vedete è anche registrato e sono 2 ragazzi che hanno avuto proprio il ruolo di Game Master, quindi accompagneranno l'utente in questi 3 livelli. Allora, qui vedete che ci sono dei bottoni, questo innanzitutto la piattaforma è creata con Genially, che è un ottimo strumento flessibile con cui si possono fare dalle più semplici presentazioni a delle cose complicate come questo o anche più complicate. Era uno strumento nuovissimo per l'Italia, noi l'abbiamo sperimentato in questo modo. Cosa abbiamo fatto? Innanzitutto c'è una co-costruzione degli apprendimenti perché dove l'insegnante ha inserito dei materiali sono stati praticamente dei materiali utili al ragazzo per studiare, riflettere, analizzare l'Agenda 2030 e andare a creare dei giochi. Viceversa, a volte al contrario, i ragazzi hanno creato dei giochi partendo da quelle che erano le loro ricerche al di fuori della piattaforma, quindi c'è stato questo bilanciamento fra l'aiuto dell'insegnante, la mediazione dell'insegnante, ma anche l'autonomia degli alunni. Qui vedete che ci sono 4 giochi. Questi giochi sono stati fatti con una piattaforma, con una web app che si chiama Learning Apps, magari la conoscete, soprattutto chi insegna lingue, è qualcosa che noi utilizziamo. I ragazzi individualmente o in coppia o a gruppi hanno creato dei giochi, quindi si va da cose semplici come dei memory game, spero di non uscire dalla pagina, ve lo faccio vedere. Forse non so se ci va, sì, ok. Quindi vedete, all'inizio si trattava di andare a conoscere l'Agenda 2030, cosa fosse l'Agenda 2030, quindi i ragazzi hanno studiato creando dei giochi, non ne prendo uno, comunque andrebbe poi associato. Ancora abbiamo anche altro tipo di giochi. Questo è un po' più complicato, un fill in the gaps, quindi chiaramente il ragazzo ha creato un testo e poi le varie parole da inserire nel cosiddetto testo bucato. Chiaramente poi andando avanti ci sarà un feedback, anche qui l'autonomia del ragazzo è stimolata dal fatto che non ha bisogno del docente per capire se è giusto o sbagliato, ma non solo crea il gioco, ma poi anche gli altri compagni giocando apprendono da quello che il compagno ha fatto per la piattaforma.
E ancora ve ne faccio vedere un altro perché poi sarà disseminata di giochi simili a questi, quindi magari apro questi qui, no, questo l'ho già aperto, scusate. Sono tanti, quindi sono circa 20. Questo ad esempio è molto semplice, è un puzzle, quindi si prende una foto, in questo caso era proprio l'artwork dell'Agenda 2030 e quindi andava ricostruito. Sembra facile, ma in realtà non è così scontato che si riconoscano i simboletti, le icone con il nome degli obiettivi, quindi anche questo è stato un modo per giocare a prendere. Tornando nella agenda, un attimo, mi ha fatto uscire forse, scusate. Un attimo che ci devo ritornare. No, va bene così. Vado avanti. Ok, una volta praticamente svolti 4 giochi, si è pronti a... Scusate perché purtroppo devo aspettare. Si è pronti a... essere certificati astronauti Agenda 2030 e quindi andando a giocare con un quiz che prevede 8 domande, io qui l'ho accorciato a 2 per velocizzare, faccio sentire anche l'audio, c'è l'audio anche da videogame proprio per dare il senso del gioco. I ragazzi risponderanno a delle domande che riguardano i giochi che hanno creato loro stessi, quindi qui metto 17, se sbaglio uscirà un feedback negativo. Ok, se invece lo faccio giusto vado avanti e avrò acquisito il mio certificato di astronauta provetto e quindi sono pronto per partire. Inizia il secondo livello, stacco il rumore dell'astronave perché, ok, inizia il secondo livello e nel secondo livello l'astronave parte e inizia a sorvolare il pianeta Terra e si accorge di tutti i problemi ambientali che abbiamo, quindi anche qui in questo caso sono stata io ad aggiungere dei link di foto animate per dare degli input visivi agli alunni e andare a fare delle ricerche su tutti i tipi di problemi ambientali che abbiamo, inquinamento, plastica, di tutto e di più, anche qui scioglimento dei ghiacciai a tutto tondo. Qui ci sono tutta una serie di giochi, anche qui, quindi vedete questi 6 giochi daranno 6 lettere, ci sarà un anagramma, quindi praticamente andando a trovare, a giocare questi giochi, troverò la parola, non ve la dico così non vi tolgo la sorpresa, no, non la devo mettere, mi devo velocizzare, sì, fatto. No, è in maiuscolo. Ok, quindi si sblocca, congratulazioni, hai trovato la parola segreta, vado sul terzo livello, che anche qui vado avanti perché l'ho sbloccato, vado sul terzo livello, ci sono le 4 green missions basate su 4 obiettivi dell'Agenda 2030 a tema ambientale, quindi anche qui ogni mission è strutturata in questo modo, praticamente c'è un video, c'è una spiegazione di che cos'è l'obiettivo, 2 giochi che sono simili a quelli che avete visto, quindi non vado avanti, la differenza è che sono integrati dentro Genially perché è possibile anche integrare dei giochi direttamente dentro Genially e giocando a questi giochi si troveranno dei numeri che sbloccando un enigma, quindi qui c'è un primo enigma, risolvendo praticamente le operazioni con i numeri che si sono trovati giocando, si troverà il primo codice. Questa operazione sarà fatta per tutte le 4 mission che compongono il terzo livello, quindi vedete mi dispiace non poter farvi vedere tutto perché è veramente molto grande, però per esempio lo sblocco qui e uscirà un codice, quindi mi segno questo codice, continuo, faccio le 4 missioni, l'astronauta mi guida e mi dice ok vai avanti nella prossima missione. Facciamo finta di avere trovato tutti e 4 i numeri e potrò sbloccare il codice finale, la soluzione finale. Allora clicco sul codice, metto il numero, perché sono 4 numeri, e ci sarà una ricompensa finale, vado avanti, qua fai i complimenti per essere uscito nell'impresa che credimi è molto lunga, è ardua, e ci sarà una ricompensa finale che è il certificato di completamento dell'escape room e poi ci sarà anche la fine del gioco, facciamo sentire. 2021, the future is now.
Remember, there isn't much time left to reach the 20. Ok, lo blocco, scusate perché... Quindi anche qui ringraziano, c'è una morale, si dice siamo stati tutti dei cittadini green, adesso anche tu che hai giocato con questo gioco devi fare la tua parte e portare fuori, diffondere fuori. E poi anche qui vi faccio vedere i credits, non so se abbiamo il tempo, forse un video di 2 minuti, volevo farvi vedere il percorso didattico dei ragazzi, non so se posso sforare di 1 minuto e mezzo, se no... Allora, i ragazzi hanno raccontato il loro percorso, perché poi abbiamo fatto anche un'autovalutazione degli apprendimenti e loro stessi l'hanno raccontato. In questo video qui vi faccio vedere come hanno lavorato, quindi dietro le quinte. Ok, è qui. Grazie, aspettate un attimo, perfetto, ok. Questi disegni sono tutti stati realizzati dai ragazzi e li trovate nei giochi all'interno, che non ho avuto tempo, però li troverete dentro i giochi. Fra l'altro ogni volta in classe, ogni settimana ci ritroviamo, diciamo a che punto è l'escape room, vediamo quale gioco abbiamo inserito, vediamo qual è il gioco di Paolo, di Sofia, di Alice, cosa possiamo aggiungere, e quindi ci siamo ritrovati poi con un prodotto enorme partito dal niente. Non era così, abbiamo pianificato ma non così, però poi appassionandosi i ragazzi, anche noi devo dire, proprio il lavoro è diventato gigante. Fin da novembre fino ad aprile abbiamo lavorato proprio tecnicamente alla escape room. E qui vedete che i ragazzi provavano i giochi, si accorgevano degli errori, quindi c'era anche una peer correction e nello stesso tempo imparavano cose che magari non avrebbero imparato sui libri così. Sì, esatto, anche vedere i compagni che facevano dei giochi, qualcuno prima diceva no, assolutamente non è una cosa che io so fare, invece poi la capacità di imparare, di appassionarsi a questa cosa, creando i contenuti. E poi vedete qui per esempio abbiamo anche creato un feedback finale in cui loro hanno, anche per l'utente abbiamo creato un feedback, quindi chi gioca con noi ci può lasciare un commento, non so se qualcuno l'abbia mai fatto, però se volete giocando potete lasciarcelo. E poi abbiamo fatto un quiz finale con Quizzes in cui abbiamo testato quello che avevano imparato con un quiz digitale che aveva i contenuti dell'escape room e quindi è stato anche valutato. Basta. Okay. Benissimo. Sì, grazie mille, grazie alla dirigente, grazie alle colleghe e alla scuola che ci permette di fare tante cose. Non bisogna avere paura dell'innovazione, bisogna tentare anche sbagliando e riprovando. Grazie. Benissimo, davvero tanti complimenti. Io personalmente avrei molte domande perché gli spunti, gli stimoli sono stati moltissimi. Credo che anche per voi sia la stessa cosa. Non abbiamo, ahimè, tempo, ma lascio forse se c'è una domanda veloce. Sì? Di voi come docenti, onestamente. E una domanda, lei voleva fare 3, ma ne faccio solo una. Una domanda. Allora, se voi doveste dire a un corpo docente che corso di formazione, cioè una persona che vede una cosa del genere, cosa deve fare un docente per prepararsi a produrre un'esperienza di questo genere? Perché bisogna sapere che competenze ci vogliono, perché sono veramente tante. Poi devo fare anche la seconda, cioè quante ore di progettazione, come ha convinto, se ci sono stati i suoi colleghi del consiglio di classe a partecipare a questa cosa? No. Solo voi 3, già questa è una risposta importante per me. Il resto del consiglio di classe non ha partecipato, no, diciamo... Allora, okay. volevo precisare una cosa. Grazie.
È vero che nel caso singolo, nel caso specifico, hanno lavorato loro su questo, però quello che volevo dire all'inizio, anche se per brevità di tempo sicuramente non sarò stata molto chiara, noi da anni come scuola abbiamo fatto questa scelta, per cui vi porto l'esempio, anche dal 2018, quando abbiamo iniziato l'Erasmus, tutta la parte che prevede l'ex K1, no? Che era indirizzato allo staff, ai docenti, a tutto il personale, piuttosto poi che il K2 anticamente era destinato ai ragazzi, adesso è stato modificato. Però già quello lo abbiamo come dire, settato in prospettiva poi di questo tipo di attività su determinati temi, per cui abbiamo avuto dei docenti che sono andati all'estero a imparare il gamification, altri che sono andati all'estero ad approfondire la lingua, altri hanno fatto, fino ad ora hanno fatto il corso sul podcast, che è un'altra cosa che facciamo nella nostra scuola. Per cui dico, questo lo dico per onore, io sono orgogliosissima di loro e anche della docente che non c'è, però vi garantisco, lo dico per correttezza, loro sono esperte nel CLIL, in tante cose che avete visto, ma non è l'unico progetto. Guardate che quel giorno, quando il professore Vittadini ha citato alla fine Save the Water, salva la vita, salva l'acqua, dona la vita, è un progetto che ha fatto la nostra scuola e che la LUMSA di Roma ha messo tra le buone prassi italiane. Quindi voglio dire, per dare onore al merito, ecco, perché non mi piace che si pensi che sia la goccia, abbiamo fatto il progetto, ok, è quello che dicevo prima. Come si fa, perché penso di cogliere da collega, per questo non volevo togliere la parola, a coinvolgere il collegio? Perché altrimenti lavoriamo a macchia di leopardo, magari se siamo fortunati abbiamo 2, 3, 4, 5 docenti all'avanguardia, ma non basta, perché se poi il collega si trasferisce o comunque viene meno l'entusiasmo, dei problemi oggettivi, che fa? Crolla l'impalcatura. Allora il lavoro da dirigente sta nel come dire, andare oltre l'anno scolastico, curarsi in salute, permettetemi il termine poco professionale, ma è quello, cioè fare una programmazione del lungo periodo. Quando io parlo di ricerca azione mi riferisco a questo, cioè noi nell'anno scolastico sperimentiamo grazie al lavoro qualificato dei nostri docenti, ma dai feedback, da quello che impariamo, dalle criticità che osserviamo, proviamo a formare. Ad esempio una criticità da noi era il livello di lingua straniera di molti docenti che avevano tanta buona volontà ma non avevano le competenze. Per fare un lavoro di CLIL tu devi avere un minimo di competenza di lingua diffuso. Allora l'Erasmus in prima battuta, il primo anno, l'abbiamo tarato sulla competenza linguistica, poi siamo andati lo step, anche noi facciamo escape, lo step, cioè se i docenti miei non scappano e non se ne vanno e restano, sanno che si devono formare. Benissimo. Però ripeto, si deve fare un lavoro di squadra. Grazie. Bene. Anzi della domanda e dell'input e del lavoro. Grazie. Prego. Soltanto poco professionale, sì. È vero chiaramente tutto quello che ha detto la dirigente, ma proprio all'inizio secondo me dipende molto anche dall'incoscienza. Bisogna buttarsi, sì, sicuramente. La sua di lingue, che si è fidata di me, della professoressa di scienze, e a mia volta, insomma, ecco, il fatto di dire va bene, non sarò bravissima, ma proviamo. Certo, bisogna un po' buttarsi, e questa 2 settimanali. È anche va bene, vi ringrazio, dopo avrete modo appunto magari di parlare direttamente tra voi. Bene, facciamo allora adesso venire la scuola che per seconda ci fa la sua presentazione. È anche questo un istituto comprensivo, vi lascio già anche un microfono così, prego. Ecco, allora, adesso abbiamo l'istituto comprensivo di Sant'Angelo in Vado, in provincia di Pesaro Urbino, quindi siamo nelle Marche. E qui dallo spazio che abbiamo esplorato attraverso la escape room, adesso arriviamo invece a un progetto che parla di territorio, di collaborazione, integrazione col territorio attraverso la storia. Quindi lascio la parola alle docenti per la presentazione. Grazie. Grazie. Buongiorno a tutti. E tutta un'altra storia è il percorso che noi vi presentiamo, attraverso il quale avrete modo di capire come nel nostro istituto la storia sia al centro di un'attività
progettuale molto corposa e intensa, che coinvolge tutte le classi del nostro istituto e si sviluppa nei 3 ordini di scuola, diventando il filo conduttore attorno al quale costruiamo i nostri progetti di continuità per il passaggio degli alunni dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria fino alla secondaria di primo grado. Insieme a voi stamattina ci poniamo subito questa domanda: perché è importante studiare la storia? Gli antichi romani solevano ripetere che la storia è magistra, cioè insegna, e non stupisce il fatto che essi l'abbiano tenuta in gran conto, e non è neanche un caso che io vi abbia citato proprio i romani, ma lo scopriremo fra poco. Potremmo trovare decine di risposte convincenti, chiaramente. Noi, senza troppi giri di parole, riassumiamo così: la cultura non si può ottenere se non si conosce la propria storia. E con la seconda citazione vorremmo proprio farvi cogliere il senso delle nostre esperienze. La storia esiste solo se qualcuno la racconta. Ecco, allora noi iniziamo proprio dal racconto, anzi da tanti piccoli racconti di esperienze, scoperte, manipolazioni, sperimentazioni, tutto ciò che può portare i nostri alunni a costruire quotidianamente quel senso di identità personale, sociale, culturale, nazionale, che è una prerogativa della storia, ma in generale della scuola. E il racconto del tempo e quindi della storia però non può prescindere dal racconto dei luoghi. E allora faremo un piccolo viaggio virtuale nei nostri luoghi, cioè i comuni che ospitano le nostre scuole. Siamo nelle Marche, provincia di Pesaro Urbino, l'abbiamo detto, in questa provincia a forma di cuore, la vedete, nel cuore dell'Italia centrale. Ci sono i nostri 3 comuni in quella che è chiamata l'Alta Valle del fiume Metauro. Ecco, questo fiume che per gli antichi romani, ritornano sempre loro, costituiva una via di comunicazione fondamentale per collegare Roma all'Adriatico. Per il nostro istituto in particolare è diventata la metafora che unisce i nostri 3 piccoli comuni. E infatti nasce proprio da quella confluenza che vedete nel comune di Borgo Pace, si sposta verso est attraversando Mercatello sul Metauro e infine Sant'Angelo in Vado, poi corre via verso il mare. Stiamo parlando di comuni dell'entroterra e quindi sapete bene che noi cittadini lottiamo ogni giorno contro la distanza, ma a volte anche proprio la mancanza di tanti servizi. Però a fronte di tutto ciò, lo vedete, possiamo contare su un patrimonio storico, culturale e anche ambientale davvero notevole, e la scuola è sicuramente la struttura fondamentale per insegnare ai nostri alunni a comprenderlo, a valorizzarlo e prendersene cura, e veicolando così quei valori fondamentali, civili, morali e sociali di cui abbiamo sempre più bisogno. E come lo facciamo? Attraverso il racconto e il raccontare. E iniziamo da un progetto che ha coinvolto la nostra scuola tra il 2019 e il 2021, l'intero istituto, in occasione del 500° dalla morte del grande pittore Urbinate, Raffaello. E questa è stata un'occasione in cui i nostri alunni hanno potuto immergersi nell'arte del nostro territorio e grazie alla figura di Raffaello appunto hanno potuto conoscere il tempo e la storia in cui viveva il nostro pittore, sperimentando anche moltissime tecniche pittoriche, ma non solo, anche digitali. Tutte le opere dei ragazzi prodotte durante questo lungo progetto, ripetiamo, durato 2 anni, quindi ha visto anche la pandemia, c'è stata anche la pandemia di mezzo, sono state digitalizzate, quindi le potete trovare in una galleria nel nostro sito di istituto. E noi ve ne facciamo vedere un piccolo pezzettino ed è la parte in cui abbiamo strizzato l'occhio proprio al digitale, abbiamo usato delle app, fatto parlare i quadri e raccontato così la vita e le opere di Raffaello, ma abbiamo anche immaginato di far conoscere proprio il nostro territorio attraverso la figura di questo nostro grande illustre personaggio.
A spasso con Raffaello per le vie di Mercatello. Ciao a tutti, sono il pittore Raffaello. Oggi vi porterò a fare un bel giretto per Mercatello. Piazza Garibaldi è il cuore del paese. Se ci guardiamo intorno avremo delle sorprese. Eccola lì, la pieve collegiata dove Santa Veronica è stata battezzata. Poco distante il Palazzo Gasparini, che con i suoi 3 piani affascina pure i bambini. Ed ecco il quadro che ci ha tanto ispirato. L'abbiamo tagliato, Il chiaramente. ritratto di Raffaello, conservato nella Galleria degli Uffizi a Firenze. In questo progetto, ogni alunno della scuola primaria di Mercatello ha realizzato e animato il suo Raffaello. Ecco, adesso vedrete delle immagini della scuola primaria di Borgo Pace e in generale però durante il progetto tutte le classi di tutto l'istituto hanno potuto contare sulla collaborazione di esperti locali, le visite guidate alla mostra nazionale che si è tenuta in Urbino, i nostri esperti interni, docenti di arte e i bambini hanno proprio sperimentato varie tecniche. Avete visto la copiatura, lo spolvero e finanche i bambini hanno imparato a produrre i colori naturali con ingredienti naturali, proprio come si faceva nelle botteghe d'arte ai tempi di Raffaello. E quindi vedete i bambini alla prese proprio con la realizzazione dei quadri di Raffaello. A volte li hanno realizzati in maniera classica, altre volte sono stati interpretati coinvolgendo anche arte moderna e altre tecniche. Comunque tutte le opere poi sono state restituite alla comunità perché abbiamo allestito una mostra aperta al pubblico ed è stata un'occasione molto importante di condivisione. Bene, adesso procediamo con il nostro racconto, lo facciamo in ordine, anzi lo facciamo per ordine di scuola e quindi siamo alla scuola dell'infanzia. I nostri alunni fin da questo livello di scuola vengono coinvolti in percorsi didattici, ludici ed esperienziali in cui sviluppano conoscenza e consapevolezza dell'ambiente e del territorio che li circonda e quindi anche dei beni culturali del nostro territorio attraverso delle attività concrete, come può essere il classico gioco dell'oca oppure i giochi motori. Adesso li vedremo. E i giochi motori in particolare quest'anno sono stati utilizzati dalle docenti per promuovere la ricerca e la valorizzazione dei giochi di ieri, quelli appartenenti al mondo ludico delle generazioni passate. Gli alunni hanno effettuato piccole indagini all'interno delle loro famiglie, scoprendo i tanti giochi di una volta. Campana, rubabandiera, li conosciamo tutti. E poi sono stati organizzati dei momenti ludici in cui abbiamo coinvolto gli stessi nonni, gli stessi genitori, li vedete a un certo punto iniziano a giocare insieme ai loro bambini. E sono state delle vere e proprie giornate di festa, sono state le giornate in cui noi abbiamo fatto incontrare i bambini della scuola dell'infanzia con i bambini della scuola primaria. E attività di questo tipo a nostro parere sicuramente rafforzano non solo il passaggio, quindi la continuità dei bambini, ma anche il legame tra le generazioni e diventano quindi una parte integrante della memoria storica di ognuno di noi. Poi abbiamo utilizzato il gioco dell'oca, che è stato ribattezzato nel nostro caso nel gioco dell'oca del paese ed è stato il mezzo attraverso il quale i bambini hanno scoperto il loro territorio. E quindi dopo aver esplorato il nostro paese, in questo caso Sant'Angelo in Vado, i bambini hanno scelto i luoghi e i monumenti da inserire nelle caselle, progettando anche le penalità, le prove, le ricompense che sono tipiche di questo gioco. Poi hanno realizzato le piazze, i modellini delle piazze, dei mosaici, dei monumenti, utilizzando e manipolando vari materiali e hanno giocato a scuola con questo grande gioco dell'oca. Però dopo aver giocato tutti insieme questa esperienza andava raccontata ai genitori e quindi sono stati realizzati dei video proprio per rendere partecipi i genitori
di questo grande gioco che i bambini hanno giocato. Non solo all'interno della scuola, chiaramente. Sono poi usciti i bimbi. Questa è una penitenza, scelta da loro. Le abbiamo raccontato. Altro lancio di dadi, altro luogo da scoprire. Ecco, abbiamo brutalizzato le vocine dei bambini per velocizzare i video per una questione di tempo, però. Ecco, nel gioco c'era anche il riferimento al nostro passaggio, quindi la prima casella naturalmente di partenza era quella della scuola dell'infanzia, la loro scuola dell'infanzia. E siamo all'ultima casella ed è naturalmente la scuola primaria. E quindi idealmente i bambini in realtà hanno attraversato solo una strada, però hanno fatto il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria che li attende adesso a breve. Proseguiamo nel nostro viaggio nel tempo e nei luoghi e stavolta vi proponiamo il classico C'era una volta, non poteva mancare. E c'era una volta la civiltà contadina, che riguarda il nostro passato più recente e di cui per fortuna nei nostri piccoli comuni noi abbiamo ancora testimonianze autentiche. E dunque c'era una volta un gruppetto di alunni che nel lontano 2007 si recò in visita ad un timido museo locale degli antichi mestieri e insieme alle loro maestre, girovagando per questo museo, si accorsero che forse c'erano questi attrezzi strani che non si usavano più, che appartenevano sicuramente al passato, ai mestieri di una volta. Ne citiamo solo alcuni: l'orafo, poi il fornaio, il bottaio, il fabbro, ce ne sono tanti altri nel museo. Però questi bambini si accorsero che alcuni angolini erano un po' vuoti e quel museo aveva bisogno di prendere vita, letteralmente, e chi meglio dei bambini poteva farlo. E così nacque questa idea delle mini guide o dei mini accompagnatori turistici che ormai in diverse forme accompagna l'attività del nostro istituto da 15 anni ed è parte integrante del nostro PTOF. Vi facciamo vedere qualche immagine. Si tratta di questo, le classi quarta e quinta della scuola primaria di Sant'Angelo in Bado, ma poi questa attività è stata esportata nei plessi degli altri 2 comuni e in occasione della mostra nazionale del Tartufo Bianco a rotazione diventano esperte guide del Museo dei Vecchi Mestieri e come vedete loro illustrano, spiegano, usano gli attrezzi, ripetono i gesti e le azioni quotidiane di un tessitore, di un falegname, di un fabbro, del cappellaio e vedete che usano grande maestria e sicurezza. Il risultato è sicuramente gratificante vedendoli e la preparazione però, come potete immaginare, è abbastanza lunga e accurata. Gli alunni si documentano sui vari mestieri, ricercano, scoprono, studiano e si preparano aiutati sicuramente da noi insegnanti, ma anche e soprattutto dagli artigiani stessi che ancora svolgono questi mestieri nelle poche botteghe rimaste nel nostro territorio, ma per fortuna ne abbiamo ancora, e soprattutto anche dagli anziani che conservano la memoria di questi mestieri. E quindi lavoriamo tutti insieme intensamente con l'intento semplice ma molto importante di promuovere in queste nuove generazioni la conoscenza del nostro territorio per valorizzarlo
e ritorniamo a quel timido museo durante queste giornate diventa invece un luogo molto attraente e dinamico, di cui sono tutti orgogliosi grazie proprio al racconto di questi bambini. Adesso voltiamo l'ultima pagina e dobbiamo fare un salto a ritroso di molti secoli. All'inizio vi abbiamo citato i Romani ed eccoli qui, che sono ben presenti nel DNA del nostro territorio, con una perla davvero preziosa che viene definita il più importante ritrovamento archeologico venuto alla luce negli ultimi 50 anni. Vediamo di cosa si tratta. È una domus romana, denominata la Domus del Mito. Negli anni questa domus è stata oggetto di progettazione da parte del nostro istituto, questa meraviglia archeologica, ma quest'anno lo è stata ancora di più. È diventata il perno attorno al quale hanno ruotato le nostre attività in continuità tra i vari ordini di scuola. Il progetto nasce sulla scia di una collaborazione già avviata con l'Università degli Studi di Macerata e con la direttrice della 20ª campagna di scave delle Terme Romane ancora in atto a Sant'Angelo in Vado, e collaborazione che si era avviata lo scorso anno col piano estate le avventure archeologiche. Il lavoro si è svolto in questo modo e è stato individuato un macrotema che è la vita scolastica e ludica dei bambini e dei ragazzi tra passato e presente, e sono stati individuati 3 step e le classi in continuità tra infanzia e primaria e si sono concentrate, come visto in precedenza, sui giochi di una volta. E le altre classi della scuola primaria si sono concentrate sui giochi dei bambini romani, e invece le classi in continuità tra primaria e secondaria si sono concentrate, in particolare la secondaria, sulla scuola dei romani e sull'attività dell'archeologo. Nella scuola primaria i bambini, dopo aver visitato la Domus, il museo archeologico, dopo aver incontrato gli insegnanti dell'Università di Macerata, hanno progettato e ricostruito i giochi dei bambini romani, mettendosi nei loro panni e sperimentando la loro vita ludica e quotidiana. Qualcosa abbiamo anche portato, se avete visto il banchetto. E sono stati usati vari materiali, tra cui l'argilla, dei giochi sono esposti poi all'esterno, potrete visionarli. E nella scuola secondaria invece si è approfondita la pratica dell'archeologia e la scuola romana attraverso delle drammatizzazioni. E sono stati svolti anche dei laboratori di scrittura con gli insegnanti di arte. I ragazzi hanno conosciuto e sperimentato le varie tecniche di scrittura in uso presso le civiltà antiche. E tutto questo lavoro si è concluso poi l'ultimo giorno di scuola con una mostra itinerante nel prato antistante la Domus, in cui i bambini della scuola primaria e secondaria si sono incontrati e per sperimentare quella vita scolastica e ludica dei bambini romani. I bambini della primaria hanno portato i loro giochi, hanno giocato con i loro giochi romani, e i ragazzi invece della primaria hanno ricostruito l'attività dell'archeologo e la vita scolastica dei ragazzi romani. È stata quindi quell'occasione di confronto, questa mostra itinerante è stata quell'occasione di confronto e di condivisione con il territorio e con i genitori che si era auspicato ad inizio progetto.
Ecco, siamo alla conclusione di questo nostro viaggio nel tempo e nei luoghi. Come avete visto, il nostro istituto promuove da anni progetti educativi sul patrimonio storico, culturale, artistico e ambientale del nostro territorio, perché sicuramente il legame tra la storia, la cultura e l'ambiente, anche la dimensione multidisciplinare della storia e la possibilità di creare percorsi cognitivi mirati, specifici, ma soprattutto molto inclusivi, è sicuramente un fattore determinante, certo, dal punto di vista dell'insegnante. Ma noi ci siamo chiesti anche questo, dal punto di vista dell'alunno. Ebbene, ci siamo chiesti cos'è davvero determinante affinché i nostri studenti, più piccoli, anche più grandi, si appassionino alla scoperta, allo studio e alla ricerca. È un ingrediente molto semplice che noi abbiamo cercato di mettere in tutte le esperienze che avete visto, ed è la creatività, semplicemente. Probabilmente la stessa che ha ispirato chi ha inventato la ruota o la bussola, o chi ha realizzato il primo papiro, abbozzato le prime forme di scrittura o gettato le basi della democrazia. E quindi sicuramente sappiamo che i creativi hanno il potere di cambiare la storia e anche il nostro modo di vivere, e continueranno a farlo. Magari i prossimi saranno proprio i nostri studenti, i nostri ragazzi e le nostre ragazze, e grazie a quei piccoli semi di creatività che noi docenti non dovremmo mai dimenticare di seminare, perché noi lo abbiamo imparato negli anni, apprendere, sviluppare competenze, ma anche semplicemente raccontare, passando attraverso la fantasia, la creatività, è tutta un'altra storia. Grazie. Benissimo, grazie per questa bellissima presentazione di un passato che diventa presente. Ho fatto un viaggio nel futuro e subito dopo. E infatti di apertura al territorio, di continuità tra ordini di scuole, di continuità tra generazioni. Quindi anche qua gli spunti sono davvero bellissimi e affascinanti. Siamo quasi in chiusura di tempo, ma se ci sono delle domande le accogliamo ben volentieri. Ne faccio solo una io, ed è questa. Rispetto a questa proposta, immagino che il territorio abbia risposto in maniera molto positiva. Va educato anche il territorio. Ecco. Quindi stiamo facendo dei passi insieme per andare tutti nella stessa direzione. Poi sapete bene che quando un istituto che comunque tiene la sua unità ha a che fare con 3 amministrazioni diverse, certo, le cose un pochino si complicano. Però la scuola può essere un volano per unire anche i territori ed andare tutti nella stessa direzione. Benissimo, questo serve molto anche a noi, credo a tutti, perché pur nella diversità delle situazioni anche noi sperimentiamo questa necessità di rapportarsi diversamente ai vari territori locali. Bene, grazie. Io, davvero. se posso, volevo concludere con un piccolo ringraziamento. Volevo ringraziare tutti voi, organizzatori, anche tutti i docenti e tutti coloro che sono intervenuti in questo festival, perché è stata un'esperienza bellissima. E volevo ringraziare anche la nostra dirigente, che non è qui ma ci sta seguendo, perché ha scelto di dare a noi docenti la possibilità di vivere appieno questa esperienza, quindi la ringraziamo. Bene, grazie allora a voi, Grazie. alla dirigente, grazie davvero. Ecco, adesso la terza scuola che è in programma stamattina ed è l'Istituto Comprensivo Rodari Alighieri, Gianni Rodari, Dante Alighieri, ha presentato il progetto dal titolo A me importa come mi prendo cura del mio paese. Per una serie di ragioni mi è stato detto che non è qui presente la scuola, a meno che le cose non siano cambiate nel frattempo, ma vedo che no, e quindi dovrebbe adesso, mi dicono, intervenire il professor Paschetto, è così? Abbiamo il video della scuola e poi interviene il professor Paschetto. Bene, allora, se permettete, ecco, vi
leggo 2 parole di presentazione di questo progetto che sono state mandate dalla scuola stessa. Allora, l'Istituto Comprensivo Rodaria Alighieri, in particolare la scuola secondaria di primo grado, in quanto comunità agita, attenta alle esigenze del proprio contesto, a completamento di un lavoro che per via della pandemia con l'anno in corso avrà durata triennale, porta a compimento il progetto intitolato A me importa, come mi prendo cura del mio paese. Questo progetto, nell'ambito dell'educazione civica, si configura come un'azione volta a promuovere cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti delle persone, sia singolarmente che a livello di comunità. Quindi, facendo riferimento alle indicazioni nazionali e ai nuovi scenari del MIUR, si punta sull'educazione ambientale, sull'attenzione al territorio, attraverso la mediazione dell'operato degli insegnanti e degli alunni in collaborazione con le famiglie e con l'extrascuola. E attraverso il progetto si mira allo sviluppo sostenibile nel rispetto degli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, sfondo integratore del PTOF del nostro Istituto Comprensivo. Quindi ci sono poi altri dettagli, ma con questi spunti adesso ci apprestiamo a vedere il video che la scuola ha mandato.
Con profonda soddisfazione e pieno di orgoglio saluto i presenti e gli organizzatori di questa meravigliosa iniziativa. Sono Leonardo Campanale e in questo triennio appena trascorso sono stato dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Rodari Alighieri. Con le classi del corso A del tempo prolungato della scuola media abbiamo dato vita a un progetto ambizioso di riqualificazione di uno scorcio del borgo antico, piazza Don Ligorio, attraverso il progetto intitolato Non me importa come mi prendo cura del mio paese. L'obiettivo è stato riqualificare uno scorcio del borgo, avviando la realizzazione di un'area di sosta e di ritrovo per turisti. Abbiamo favorito la scoperta e la valorizzazione delle risorse locali. Gli studenti, nello specifico, riutilizzando pedane, flaconi di detersivi, cornici in disuso, vari oggetti di recupero in tessuto e non, colori, pennelli e quant'altro, hanno realizzato una panchina fiorata dipinta di azzurro, diverse fioriere, caviardage, gadget, segnalibri, slogan e persino un prototipo di giardino pubblico e di una casa sostenibile. C'è stata una meravigliosa e fruttuosa ricaduta nella comunità cittadina che ha sostenuto l'iniziativa acquistando tramite ovviamente libera offerta piccoli prodotti realizzati e messi in bella mostra in un gazebo appositamente collocato. Non mi resta che rinnovare il mio ringraziamento ai referenti del Festival dell'Innovazione per aver apprezzato il nostro percorso progettuale e ovviamente infine a chi coglierà questa eredità progettuale di Open School, cioè il professor Francesco Damiani, che per il prossimo anno scolastico dirigerà l'Istituto Comprensivo. Sì, vediamo certamente i nomi di coloro che hanno lavorato per questo interessantissimo progetto dove riqualificazione del territorio, turismo sostenibile, sostenibilità trovano spazio e trovano realizzazione. Bene, farei allora intervenire il professor Paschetto, che invito a venire qui e lo ringraziamo per questo suo intervento. Grazie professore. Sì, oppure c'è anche... Grazie. Sì, il mio intervento non era previsto, per cui non vi presenterò niente, cercherò di comunicare comunque nel modo più chiaro possibile e anche molto brevemente il progetto GESTA, Gruppi Ecologici Scolastici per la Transizione Ambientale. Questo è l'acronimo. E serve anche per introdurre, tra l'altro, una delle ultime due relazioni, quella della scuola media di Pettinengo, che proprio ha partecipato al progetto GESTA ed è stata selezionata in funzione di quello. È un progetto che ho ideato a inizio 2022, si è sviluppato per 5 mesi, ha coinvolto alcune scuole secondarie di primo grado e primarie del Biellese, una del Novarese e una della abruzzese della provincia di Chieti. Quest'anno verrà riproposto in forma più strutturata, aperto a un numero più elevato di scuole. Se siete interessati poi lascerò sul tavolino alcuni dépliant informativi, e consiste praticamente in questo: fare in modo che da scuola, a parte il cambiamento ambientale, siamo tutti consapevoli che l'emergenza climatica e ambientale è la priorità assoluta a livello nazionale e mondiale, come dimostra Friday for Future e i ragazzi che si impegnano in questo. Alla scuola i ragazzi possono fare moltissimo, però non iniziative astratte, non soltanto marce, non soltanto ricerche, ma azione diretta. E quindi sono stati individuati 6 ambiti chiave: alimentazione, rifiuti, consumi intesi come abbigliamento ed elettronica, igiene e pulizia, risparmio energetico e mobilità. Tutti ambiti articolati in 36 azioni in cui i ragazzi possono agire direttamente per cambiare i comportamenti, ma soprattutto diventare poi agenti di cambiamento verso i compagni e verso la famiglia. Il progetto è stato condotto anche in collaborazione con un giornale locale che ha dato visibilità settimanalmente alle esperienze condotte. Infatti il progetto era Gesta Ecologia di
di Biella, il giornale era Eco di Biella, per cui si è sfruttato questo doppio senso del nome, e ha visto una partecipazione veramente entusiasta da parte di maestre, professori delle scuole medie e bambini e ragazzi delle medie, che hanno prodotto una quantità sterminata di iniziative, però sempre legate alle 36 azioni previste. Vi cito ad esempio la produzione di saponi con materiali naturali, con componenti naturali, la produzione di lisciva, i mercatini dell'abbigliamento usato, iniziative di organizzazione di pedibus per quanto riguarda la mobilità, sull'alimentazione addirittura la rigenerazione di scarti di verdura, ovviamente il rifornimento di acqua dalle fontane pubbliche per eliminare le bottiglie di plastica. A proposito di rifiuti, non abbiamo proposto di incrementare la raccolta differenziata, ma di prevenire e quindi di ridurre i rifiuti, con la primazione che a livello europeo, l'Unione Europea appunto raccomanda, che è ridurre i rifiuti, non prima ancora di fare la raccolta differenziata. Su questo i ragazzi hanno prodotto delle iniziative veramente interessanti. E ultima cosa, a livello metodologico, perché non è sufficiente fare, ma abbiamo sottolineato molto l'importanza di pianificare, partendo da un'analisi della situazione iniziale, quindi dei bisogni, e poi di monitorare. E monitorare per vedere se sono stati raggiunti gli obiettivi, se non sono stati raggiunti si riprogetta secondo lo schema del ciclo di Deming, anche per dare qualche strumento un po' strategico, un po' innovativo di programmazione agli insegnanti e ai ragazzi. E questo ha permesso di mettere in campo anche innovazione metodologica. Io finirei qui, come vi ho detto servirà a introdurre l'esperienza pratica che illustrerà Stefania, l'insegnante della scuola di Pettinengo, e chi è interessato a partecipare a questo progetto lascerò sul tavolo delle informazioni. Grazie. Benissimo. Molte grazie al professor Paschetto. E allora, visto che attraverso il suo intervento ci ha già traghettato alla presentazione della prossima esperienza, invito per l'appunto le persone presenti del Liceo Valdilana Pettinengo, Plesso di Mosso, a venire sul palco per presentare questo progetto che si intitola Festa di primavera, la scuola esce in strada. Quindi anche qua apertura al territorio, i temi della sostenibilità, i temi dell'educazione dei ragazzi a questi elementi fondamentali. Bene, vi lascio la parola, prego. Grazie, noi siamo l'Istituto Comprensivo di Valdilana Pettinengo, in provincia di Biella, siamo un istituto di montagna sulle Alpi biellesi e oggi siamo qui con questa offerta 2 al prezzo di 1 perché 2 delle nostre scuole medie, la scuola media di Pettinengo e la scuola media di Mosso, nel comune di Valdilana, si sono candidate a questa manifestazione indipendentemente l'una dall'altra. Tutte e 2 hanno staccato il biglietto per Valdobbiadene e quindi eccoci qui con due progetti che non hanno punti di contatto l'uno con l'altro, sono 2 progetti di 2 scuole, di 2 plessi separati. Io infatti sono qui solo per questi pochi convenevoli, io sono il dirigente e ecco, i 2 progetti sono incentrati su temi che già abbiamo potuto apprezzare durante questi 2 giorni, ovvero da un lato la sostenibilità ambientale e quindi il tema della sensibilizzazione legato anche all'Agenda 2030, l'altro invece un tema di legame con la comunità, quindi la scuola che si sposta fuori da scuola
nel territorio, a servizio in qualche modo della propria comunità e per valorizzare il proprio comune. Ecco, tra l'altro oggi abbiamo anche, a riprova della bontà dei rapporti della scuola con il proprio territorio, oggi è venuto a sostenerci anche il sindaco di Val di Lana, e un evidente segnale di come non solo la scuola tiene al proprio territorio, tenga al proprio territorio, ma anche di come il territorio tenga alla propria scuola, quindi una relazione biunivoca che a volte noi tendiamo magari a vedere solo invece in una direzione. Bene, allora cedo la parola agli insegnanti, che sono i veri artefici dei progetti che vi presenteranno, e non so però da quale scuola abbiamo intenzione di cominciare. Allora, scuola media di Pettinengo. Allora, buongiorno, sono la professoressa Stefania Fornaro e mi sono occupata del progetto Gesta di Pettinengo. Io inizierei subito facendovi vedere il video, perché nel video si spiegano già molte cose, così poi evito di essere ripetitiva dopo. Buona visione. Nella classe seconda della scuola secondaria di primo grado di Pettinengo abbiamo aderito al progetto Gesta, gruppi ecologici scolastici per la transizione ambientale, i cui coordinatori sono Giuseppe Paschetto e Salvatore Laneri. Attraverso un quaderno di rilevazione ecologica, gli studenti sono stati chiamati a segnare e monitorare 10 azioni ecologiche attinenti ai seguenti ambiti: acqua, alimentazione, rifiuti, mobilità. Il trucco è stato sia proporre il compito come se fosse un gioco, sia introdurlo gradualmente. Infatti, per le prime 2 settimane, gli studenti si sono impegnati a portare a scuola la borraccia per bere, evitando l'uso della plastica, mentre a casa si sono riforniti solo con acqua di fontana o rubinetto. Nelle settimane successive si sono aggiunte altre azioni da monitorare: ridurre o eliminare il cibo spazzatura, ridurre o eliminare il consumo di carne, ridurre gli sprechi alimentari fino ad eliminarli del tutto, ridurre gli sprechi energetici fino ad eliminarli del tutto, usare e riusare sacchi della spesa non usa e getta, fare correttamente la raccolta differenziata, rifornirsi di prodotti sfusi, privilegiare l'uso di mezzi sostenibili e pubblici per gli spostamenti quotidiani. Nella fase di monitoraggio gli studenti hanno contato il numero di bottiglie di plastica consumate ogni settimana, hanno quantificato il consumo di junk food, hanno quantificato lo spreco alimentare, cibo scaduto in frigo, pasti lasciati a metà, hanno contato i chilometri realizzati con i mezzi inquinanti privati e chilometri percorsi a piedi, con mezzi sostenibili o pubblici, e così per tutte e 10 le azioni. Se una parte del quaderno di rilevazione è stato impiegato per compilare le tabelle che quantificavano giorno per giorno lo spreco nei vari ambiti, in un'altra parte del quaderno, in una sorta di diario di bordo, attraverso delle domande guida, i ragazzi hanno riflettuto in quale circostanza siano avvenuti gli sprechi, quando e perché è capitato di non essere stati in grado di rispettare la consegna. Ovviamente, prima di intraprendere l'esperimento gioco in ogni ambito, c'è stato un momento di formazione. Ai ragazzi sono stati forniti degli stimoli. Per esempio, nel primo ambito dell'acqua, abbiamo studiato insieme alla classe il fenomeno della tropicalizzazione del Mediterraneo, con le sue conseguenze negative, e successivamente abbiamo approfondito in particolare il discorso sul problema della plastica e del suo smaltimento. Gli studenti poi hanno partecipato all'iniziativa organizzata dal Comune Puliamo il Mondo e hanno potuto verificare con mano quanto l'uso della plastica vada a danneggiare le bellezze naturali presenti sul nostro territorio. Infine, all'incirca dopo quasi 3 mesi, conclusa l'ultima consegna, ha avuto luogo l'analisi dei risultati finali e la covalutazione individuale. Ritengo che l'esperimento abbia dato dei risultati positivi, in quanto, man mano che passavano le settimane, gli studenti ci tenevano a raggiungere l'obiettivo del consumo e dello spreco zero. Si sono impegnati loro in prima persona a proporre alternative più salutari. Inoltre, dopo la pubblicazione di un nostro articolo in un giornale locale, concernente il nostro progetto, le famiglie si sono sentite coinvolte maggiormente e hanno proposto idee e suggerito strategie. La maggior parte di esse possiede il proprio orto. Ci sono delle cascine nel paese che vendono latte fresco o altri prodotti a chilometro zero e sfusi. Grazie allo stratagemma del quaderno di rilevazione ecologica a cadenza settimanale e grazie alla pubblicazione settimanale di articoli in cui diverse scuole descrivono le azioni
azioni ecologiche che intraprendono, ci siamo ritrovati tutti, famiglie, allievi, insegnanti, territorio, a collaborare per un fine comune. Grazie. Allora, chiaramente siamo partiti da questo quaderno di rilevazione ambientale, bisogna andare di nuovo nei documenti. Di rilevazione ambientale, esatto, grazie. Questo, col quaderno di rilevazione ambientale noi ci davamo un appuntamento una volta alla settimana e l'importante lavoro di monitoraggio era quello di essere molto rigorosi, perché questo lavoro si è diviso in 3 fasi, come avete sentito. Una prima fase di formazione, poi una fase di azione, loro dovevano mettere in pratica e quindi ogni settimana ogni ragazzo diceva quanto aveva consumato e quindi così riuscivamo a monitorare tutte le azioni ecologiche. Poi avveniva in cerchio la riflessione, nella riflessione riuscivamo a capire quali erano stati i problemi, perché se c'erano stati dei problemi bisognava ricominciare nuovamente da capo. Fortunatamente, devo dire, sono dei bravi ragazzi, non abbiamo avuto grandissimi problemi, le famiglie erano già molto sensibilizzate sull'uso della plastica, anche il comune che quasi tutti gli anni organizza Puliamo il Mondo, i ragazzi ogni volta rimangono tanto male a vedere le cose orribili che la gente del paese getta per terra incuranti, poi perché noi viviamo in un paesino bellissimo che si chiama Balcone del Bellese, è un paesino davvero meraviglioso e quindi sono molto sensibili su questo argomento. Noi abbiamo diverse fontane, rubinetti nel paese e io vedo sempre i miei allievi andare a raccogliere l'acqua dal rubinetto, anche perché sono particolarmente fortunata. Io sono insegnante della scuola media di Pettinengo, io abito a Pettinengo e sono anche un genitore di un'allieva che ha appena concluso diciamo, la terza media a Pettinengo quest'anno. Quindi ci conosciamo tutti da anni, io conosco i genitori, quindi c'è proprio un buon rapporto con i genitori e i genitori ci hanno veramente spalleggiato sempre durante questo esperimento bellissimo che abbiamo fatto. Delle varie azioni ecologiche, ecco, l'unica forse che ha dato un po' di problemi è il junk food, perché i ragazzi amano mangiare schifezze e lì abbiamo dovuto riprogettare forse anche 2 volte, abbiamo dovuto ricominciare da capo e finalmente poi si sono sensibilizzati e si sono proprio sforzati, me lo dicevano, professoressa ci stiamo proprio impegnando, ci stiamo sforzando e i genitori invece sì, alcuni si erano anche arrabbiati con me all'inizio per la carne, perché non dicevano, ma non siamo neanche più liberi di mangiare tutta la carne che vogliamo. Poi però anche lì mi sono proprio venuti incontro perché appunto c'è un rapporto poi di amicizia in paese tra scuola, genitori e territorio. Un'altra cosa importante, anche che è stata secondo me determinante, è il professor Paschetto spediva a noi che avevamo aderito al progetto Gesta delle newsletter. Queste newsletter, che ci sono, queste newsletter erano interessanti perché potevano o suggerire degli argomenti di approfondimento legati ai temi dell'ecologia, oppure addirittura noi riuscivamo a vedere cosa avevano fatto le altre scuole, perché visto che l'Eco di Biella ogni settimana pubblicava l'esperienza di una scuola, è molto importante sempre confrontarsi con quello che fanno le altre scuole e io l'ho trovato estremamente utile questo, anche ai ragazzi. Tante volte io leggevo le newsletter in classe, perché poi potevano magari servirci di ispirazione anche magari per continuare il progetto il prossimo anno. Un'altra cosa che poi è stata anche importante è non rimanere sempre in classe. Van bene gli stimoli in classe, ma però bisogna anche uscire fuori dalla classe e abbiamo scoperto che il territorio effettivamente ci dà degli stimoli bellissimi, perché alcuni stimoli sono proprio legati alle mostre che il territorio, anche qua dovrei avere selvatica, ci sono delle mostre interessantissime che sono legate a
il territorio. Selvatica l'hanno apprezzata tantissimo i ragazzi, perché poi c'erano dei fumetti che affrontavano proprio le tematiche che avevamo affrontato in classe, quelle della plastica o quelle dell'allevamento intensivo. E quindi questo è stato uno stimolo che è piaciuto tantissimo ai ragazzi. Poi c'era un pittore giapponese che si era ispirato alla tragedia di Fukushima, e anche questi dipinti sono piaciuti moltissimo, li hanno sensibilizzati tantissimo. E poi un'altra mostra bellissima è quella dell'energia ricavata dall'atmosfera, che io sono un insegnante di lettere, per me questo era un argomento quasi più complesso dell'arabo, però anche questo è stato molto bello, perché c'è questo artista che è un ingegnere e attraverso l'arte, attraverso l'esposizione di opere d'arte, lui sensibilizza su un futuro più ecosostenibile in cui si ricavi l'energia dall'atmosfera, che è una cosa fattibile, e un'energia pulita. E questo ha anche piaciuto molto ai ragazzi, questa iniziativa qui. Quindi tra appunto il quaderno di rilevazione ambientale e un monitoraggio molto rigoroso, perché io sono sempre stata rigorosissima a monitorare tutte le variazioni ecologiche, tra la collaborazione col comune, con le famiglie e le newsletter, che a me sembravano molto interessanti, perché appunto potevo confrontarmi con realtà di altre scuole, progetti di altre scuole, e le uscite, le mostre che il territorio offre, perché a volte non ce ne rendiamo conto, ma il territorio, i vari musei del territorio a volte ci danno degli spunti che tante volte noi non cogliamo, e invece sono interessantissimi. Ecco, questa è stata un'esperienza molto gratificante per me. Io sono molto legata alla classe con cui abbiamo fatto questo progetto, e ci ha resi ancora più uniti. E i ragazzi sono molto partecipi alla vita del territorio, perché ogni volta che io chiedo uno sforzo, anche di impegnare i loro sabati per l'Open Day, oppure c'è stata l'inaugurazione della biblioteca, io non ho dovuto sforzarmi perché loro in massa partecipassero a queste iniziative del paese, perché loro il paese lo sentono molto profondamente, e insomma di questo siamo orgogliosi. Vi ringrazio. Dico solo due parole, poi lo facciamo partire. Buongiorno, io sono Elena Salmistararo, sono una delle insegnanti di lettere della scuola secondaria di primo grado di Mosso. Direi che possiamo far partire il video, che è abbastanza esaustivo di per sé, dopodiché aggiungerò alcune informazioni, e poi il nostro referente di plesso, il professor Leone, aggiungerà alcuni spunti. In storia abbiamo studiato il Medioevo e siccome eravamo molto incuriositi abbiamo deciso di approfondire alcuni argomenti. Ci siamo divisi in gruppo e ognuno ha fatto la sua parte, cioè abbiamo lavorato come al solito in cooperative learning. Io insieme a due miei compagni ho trattato il tema del torneo. Ci siamo preparati per fare un dialogo tra due cavalieri. Altri si sono occupati di preparare dei biscotti insieme all'Istituto Comprensivo Gaulenti. Altri hanno preparato la Guerra dei Cent'anni e la leggenda di Re Artù in inglese. Altri hanno realizzato i giochi medievali come il filetto o l'alquereque. Altri ancora hanno realizzato il teatro dei burattini. Mi chiamo Vittoria e oggi vi parlerò delle attività sulla Cascina Onei. Ieri alla festa c'erano vari stand, tutti allestiti con dei cartelloni. Il primo stand c'era la carta sonora, in cui riproduceva i suoni che sentiamo mentre camminiamo, i passi, gli uccelli, le foglie. Sempre nello stesso stand c'eravamo io e una mia compagna che distribuivamo i volantini, dove vi era rappresentata la mappa. Poi c'erano altre carte, come la carta delle parole, la carta tattile, sempre del percorso che partiva dalla nostra scuola e arriva alla Cascina Onei. C'erano anche dei giochi, come la ricerca delle impronte, in cui dovevi abbinare i cartellini con sopra scritti dei nomi di animali alle rispettive impronte.
Noi secondi medi di Mosso abbiamo realizzato una serie di attività ludattiche. La prima è incentrata sulla materia della geografia. Infatti abbiamo realizzato delle cartine con da un lato la bandiera dello Stato e dall'altro il nome, la capitale, gli abitanti e la superficie. La seconda è il gioco dell'oca gigante. L'abbiamo inizialmente realizzato su dei fogli di carta che poi abbiamo dipinto su delle tavole di legno. Le domande sono incentrate sulle materie scolastiche e sugli argomenti che abbiamo fatto durante l'anno e con essi anche gli imprevisti. Dopo le caselle abbiamo realizzato 2 dadi, il primo è il dado classico a 6 facce e il secondo è il dado matematico anch'esso a 6 facce e può aiutarti a avanzare o a indietreggiare a seconda del lato uscito. Il nostro intento era quello di ricreare l'atmosfera della Belle Époque. Prima abbiamo studiato il periodo storico, poi ci siamo concentrati sull'esposizione universale. Le esposizioni universali erano delle vere e proprie fiere in cui si mostravano al pubblico le più recenti scoperte e invenzioni. Erano un'occasione per fare un viaggio nella modernità. Abbiamo lavorato in modo cooperativo, diviso in piccoli gruppetti. Ognuno aveva un incarico diverso. C'è chi ha interpretato Thomas Edison, oppure chi spiegava delle antiche invenzioni, come per esempio la macchina fotografica, oppure il grammofono. Abbiamo anche realizzato un modellino della Tour Eiffel interamente fatto con stuzzicadenti. Io durante l'evento mi sono occupato di vendere dei caviardage, cioè delle vere poesie realizzate cancellando parole da altri testi. Io ho fatto una scenetta ironica sul ferro da stiro. Sono una donna femminista che fa stirare il proprio marito perché continuava a convincermi dicendo di saper fare faccende domestiche, però non accende il ferro da stiro. Leggendo il romanzo Dalla Terra alla Luna di Jules Verne, ci è venuta l'idea di rappresentarlo e semplificarlo per i bambini più piccoli attraverso il kamishibai e abbiamo costruito un modellino per spiegare le fasi lunari. Insomma, abbiamo fatto un vero viaggio interstellare. Per esempio, quando abbiamo costruito il kamishibai nel mio gruppo abbiamo collaborato molto e una cosa che ci è rimasta molto di più che una semplice lezione in classe. La cosa più bella di questo progetto è stato lavorare tutti insieme fuori dalle aule, intagliare il legno, costruire modellini. Durante le attività pratiche riusciamo molto meglio a fare gruppo come classe. Io arrivo da Valdengo, non conoscevo assolutamente nessuno che sono arrivato in prima e quindi in 3 anni mi sono integrato molto bene anche facendo questi lavori qua. La scuola di Mosso è diversa rispetto alle altre perché va bene che si studia, però si sta all'aria aperta, si fanno gite, laboratori, come in questo caso la cascina Onei non è che la utilizziamo solo per divertirci, ma usiamo anche per tutte le materie, per studiare, magari per scienze abbiamo preso un'impronta e l'abbiamo analizzata. Italiano, grammatica, abbiamo fatto delle poesie sul tratto, sul percorso, sulla cascina Onei. Ci aspettavamo poche persone, ma in verità i visitatori sono stati a centinaia. Ieri mi ha stupito molto la gente che c'è stata, non me lo aspettavo. Il contatto con le gente del paese è stato bellissimo, sono venute subito e hanno giocato, si sono divertite e ci hanno rispettato e anche noi abbiamo fatto con loro. La cosa che mi è piaciuta di più è stato raccontare alle persone quello che facciamo in classe. Secondo me uscire dai muri della scuola e portarla fuori nel paese è molto giusto. Infatti facciamo scoprire alla gente, alle persone e ai cittadini cosa facciamo durante l'orario scolastico e come ci divertiamo imparando. Diciamo è stato un po' lasciare un pezzo della nostra scuola a chi ascoltava. Bene, allora come anticipavo prima credo che il video sia abbastanza esaustivo, aggiungo soltanto alcune informazioni. La fiera di primavera che si è tenuta in una domenica di aprile è nata dalle suggestioni di alcuni docenti, ma è stata interamente realizzata e gestita dai ragazzi sotto la nostra supervisione. Devo dire che è stato bello, è stato a tratti emozionante vedere la nostra piccola municipalità
popolarsi, pullulare di curiosi di ogni età, giovani e meno giovani, non soltanto residenti ma anche provenienti dai paesi limitrofi e dalle valli vicine, che hanno avuto la possibilità di assistere alle rappresentazioni messe in scena dai nostri ragazzi e di visitare gli stand da loro allestiti. Avrete visto appunto che si tratta di un'esperienza legata al concetto di scuola diffusa, di cui si è parlato ampiamente in questi giorni al convegno, di una scuola che si apre al territorio, letteralmente va tra la gente, una scuola in cui tutti gli spazi, dalla piazza alla chiesa, all'oratorio, al piccolo museo, diventano delle aule. D'altro canto noi come Scuola di Mosso siamo da anni affezionati a questo tipo di approccio e a quello della didattica outdoor. Anni fa infatti abbiamo colonizzato una cascina Unei. Si tratta di una struttura che si trova a una quindicina di minuti di cammino dalla nostra scuola in mezzo al bosco, che noi abbiamo trasformato nella nostra aula verde, nella nostra succursale a cielo aperto, dove possiamo appunto condurre le nostre attività in mezzo alla natura. È chiaro che tutto questo è possibile grazie all'entusiasmo dei ragazzi che ci seguono sempre nelle nostre folli proposte. A volte sono loro invece quelli che si fanno avanti con nuove iniziative, grazie all'entusiasmo del corpo docente. Noi anche oggi qui siamo in abbiamo una nutrita presenza anche dei colleghi che ci hanno accompagnato e che ringraziamo. Tutto questo non sarebbe possibile se non si lavorasse in team, ma è possibile anche grazie all'appoggio, alla sinergia anche di altri attori che insistono sul territorio, dall'amministrazione ad altre agenzie educative, al terzo settore, e per questo passo la parola al collega. Grazie. Buongiorno a tutti. Sì, ecco, tutto questo è il frutto finale della grande sinergia che c'è stata tra la scuola e il territorio. In primis direi il Comune, che ci ha messo a disposizione l'intero paese per una mezza giornata e ci ha messo a disposizione gli spazi e ha contribuito anche economicamente quando abbiamo aderito a un bando per poter attingere fondi per la realizzazione di questo progetto. In secondo la Proloco, che ci ha fornito tantissimo materiale e oggettistica che fa parte del presepe gigante che annualmente viene realizzato per le vie del paese, che si ispira proprio agli antichi mestieri. Ai nostri vicini di casa che sono qui presenti, l'Istituto Alberghiero Gaolenti, grazie al quale abbiamo creato il biscotto medievale, Mediotto l'abbiamo chiamato, che è andato a rubo e ha avuto un grande successo. La parrocchia, che qui quotidianamente ci mette a disposizione gli spazi per poter fare l'outdoor. E poi non ultimo ASA, Associazione Scuola Aperta, un'associazione di genitori, di insegnanti, ex insegnanti, che ci dà un grande supporto là dove insomma, le ragnatele della burocrazia a livello finanziario e a partecipazione a bandi, concorsi e quindi ci affianca e ci ha sostenuto. Quindi tutto questo è il frutto proprio della collaborazione, una grande sinergia che c'è stata tra tutti questi attori. Grazie. E poi ovviamente grazie a tutta la partecipazione di tutto il corpo docente. Questo dopo tanti anni è stato il primo esempio in cui l'intero plesso, 5 classi, 85 alunni e circa 18 docenti hanno dato tutti il loro prezioso contributo alla realizzazione di questa giornata, e quindi il mio grazie va veramente a tutti questi partecipanti. Grazie. Grazie davvero, credo che con questa ultima presentazione si siano davvero recuperati tanti dei temi che sono stati protagonisti in queste giornate, a partire proprio dall'apertura al territorio. Anche questo fin dalla giornata di venerdì è stata una cosa messa in evidenza, e noi davvero sia come Istituto Verdi che come DF lo sperimentiamo quotidianamente come uno degli elementi fondamentali del nostro agire. L'attenzione al territorio, che significa anche
sostenibilità legata al territorio e la collaborazione con le famiglie, credo che sia venuto fuori davvero come elemento fondamentale. Bene, grazie a tutti voi. Adesso noi abbiamo terminato questa nostra sessione di presentazioni. Abbiamo il tempo di un caffè, mi è stato detto adesso dal dirigente dell'ADF, dottor Raffaelli, e poi ci portiamo subito in palestra perché inizia la fase conclusiva di questa giornata e anche dell'intero festival. Quindi buon caffè e poi ci vediamo in palestra. Grazie.